Cari fratelli e sorelle, buongiorno. San Paolo, nella lettera ai Romani, ci ricorda la grande figura di Abramo per indicarci la via della fede e della speranza. Di lui l'Apostolo scrive: egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli. Saldo nella speranza contro ogni speranza. È duro questo, eh? Questo è forte. Non c'è speranza, ma io spero. E così il nostro padre Abramo. San Paolo si sta riferendo alla fede con cui Abramo credette alla parola di Dio, che gli prometteva un figlio, ma era davvero un fidarsi sperando contro ogni speranza. Tanto era inverosimile quello che il Signore gli stava annunciando, perché egli era anziano, aveva quasi 100 anni e sua moglie era sterile. Non c'era uscita, ma lo ha detto Dio e lui credette. Non c'era speranza umana perché lui era anziano e la moglie sterile, lui credette. Confidando in questa promessa, Abramo si mette in cammino, accetta di lasciare la sua terra e diventare straniero, sperando in questo impossibile figlio che Dio avrebbe dovuto donargli, nonostante il grembo di Sara fosse ormai come morto. Abramo crede. La sua fede si apre a una speranza in apparenza irragionevole. Essa è la capacità di andare al di là dei ragionamenti umani, della saggezza e della prudenza del mondo, al di là di ciò che è normalmente ritenuto buonsenso, per credere nell'impossibile. La speranza apre nuovi orizzonti, rende capaci di sognare ciò che non è neppure immaginabile. La speranza fa entrare nel buio di un futuro incerto per camminare nella luce. È bella la virtù della speranza e ci dà tanta forza per andare nella vita. Ma è un cammino difficile e viene il momento anche per Abramo della crisi di sconforto. Si è fidato, ha lasciato la sua casa, la sua terra, i suoi amici, tutto. È partito, è arrivato nel paese che Dio gli aveva indicato. Il tempo è passato. In quel tempo fare un viaggio così non è come oggi con gli aerei, in 12-15 ore si fa. Ci volevano mesi e anni. Il tempo è passato, ma il figlio non viene. Il grembo di Sara rimane chiuso nella sua sterilità. E Abramo, non dico che perda la pazienza, ma si lamenta col Signore. E questo impariamo di nostro padre Abramo. Lamentarsi col Signore è un modo di pregare. Delle volte io sento quando confesso mi sono lamentato col Signore, ma no, lamentati, Lui è Padre. E questo è un modo di pregare.
lamentati col Signore, questo è buono. E si lamenta col Signore e dice così: Signore Dio, io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco, cioè quello che reggeva tutte le cose. Soggiunse Abram: ecco, a me non hai dato discendenza e un mio servo sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo fa uscire fuori, lo condusse e gli dice: guarda in cielo, conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. E Abramo un'altra volta credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. La scena si svolge di notte, fuori è buio, ma anche nel cuore di Abramo c'è il buio della delusione, dello scoraggiamento, della difficoltà nel continuare a sperare in qualcosa di impossibile. Ormai il patriarca è troppo avanti negli anni, sembra non ci sia più tempo per un figlio e sarà un servo a subentrare ereditando tutto. Abramo si sta rivolgendo al Signore, ma Dio, anche se è lì presente e parla con lui, è come se ormai si fosse allontanato, come se non avesse tenuto fede alla sua parola. Abramo si sente solo, è vecchio, stanco, la morte incombe. Come continuare a fidarsi? Eppure già questo suo lamentarsi è una forma di fede, è una preghiera. Nonostante tutto, Abramo continua a credere in Dio, a sperare che qualcosa ancora potrebbe accadere. Altrimenti, perché interpellare il Signore, lagnarsi con Lui, richiamarlo alle sue promesse? La fede non è solo silenzio, che tutto accetta senza replicare. La speranza non è certezza che ti mette al sicuro dal dubbio e dalla perplessità. Tante volte la speranza è buio, ma c'è lì la speranza che ti porta avanti. Fede è anche lottare con Dio, mostrargli la nostra amarezza senza pie finzioni. Io mi sono arrabbiato con Dio e gli ho detto questo, questo, questo. Ma Lui è Padre, Lui ti ha capito, vai in pace. Avere questo coraggio, avere questo coraggio. E questo è la speranza. E speranza è anche non avere paura di vedere la realtà per quello che è e accettarne le contraddizioni. Abramo dunque nella fede si rivolge a Dio perché lo aiuti a continuare a sperare. È curioso, non chiese un figlio già, chiese aiutami a continuare a sperare. La preghiera di avere speranza.
E il Signore risponde insistendo con la sua inverosimile promessa. Non sarà un servo l'erede, ma proprio un figlio nato da Abramo, generato da lui. Niente è cambiato da parte di Dio. Egli continua a ribadire quello che già aveva detto e non offre appigli ad Abramo per sentirsi rassicurato. La unica sicurezza è fidarsi della parola del Signore e continuare a sperare. E quel segno che Dio dona a Abramo è una richiesta di continuare a credere e a sperare. Guarda in cielo e conta le stelle, tale sarà la tua discendenza. È ancora una promessa, è ancora qualcosa da aspettare per il futuro. Dio porta fuori Abramo dalla tenda, in realtà dalle sue visioni ristrette, e gli mostra le stelle. Per credere è necessario saper vedere con gli occhi della fede. Non solo stelle che tutti possono vedere, ma per Abramo devono diventare il segno della fedeltà di Dio. È questa la fede, questo il cammino della speranza che ognuno di noi deve percorrere. Se anche a noi rimane come unica possibilità quella di guardare le stelle, allora è tempo di fidarci di Dio. Non c'è cosa più bella. La speranza non delude. Grazie.